Gioacchina nacque a Barcellona, una città piena di vita e colori. Era la quinta di 8 fratelli in una famiglia nobile. Fin da piccola sentì una chiamata speciale dentro di sé. A 12 anni decise di entrare in convento, ma le suore la rifiutarono perché troppo giovane. Il suo cuore, però, rimase fedele a quel desiderio. Quando aveva 15 anni, incontrò Teodoro, un giovane avvocato dal cuore gentile. Teodoro, indeciso su quale delle sorelle Vedruna scegliere come futura moglie, portò loro una scatola di mandorle caramellate. Le 2 sorelle maggiori rifiutarono il regalo, giudicandolo troppo semplice. Gioacchina, invece, accettò il dono con un sorriso sincero. Teodoro capì allora che lei era la donna giusta per lui. Si sposarono l'anno successivo. Pochi giorni dopo le nozze, Gioacchina cadde in una profonda tristezza. Sentiva di aver tradito la sua vocazione. Teodoro, con il cuore colmo d'amore, le promise che, quando i loro figli sarebbero stati adulti, avrebbero potuto dedicarsi a Dio. Gioacchina trovò conforto in questa promessa. La loro casa si riempì di risate e gioia con la nascita di 8 bambini. Gioacchina si dedicò a loro con tutto il suo cuore, ma non dimenticò mai il suo desiderio di servire Dio. Quando una delle sue figlie espresse il desiderio di diventare suora, Gioacchina rispose con fermezza che Dio voleva che si sposasse. Alla fine, 2 delle sue figlie entrarono in convento, proprio come aveva predetto. Il dolore bussò alla sua porta quando, all'età di 33 anni, Teodoro morì. Per 7 anni Gioacchina si dedicò completamente ai figli e alla preghiera. La sua fede era forte e, nonostante la gente pensasse che fosse impazzita per il dolore, lei trovò forza nella sua devozione. Indossava l'abito dei terziari francescani e viveva in povertà. Un giorno, un cappuccino di nome Stefano le disse di non entrare in nessun ordine esistente, ma di fondarne uno nuovo. 6 anni dopo vestì l'abito religioso delle Carmelitane della Carità. Insieme a 6 compagne iniziò una nuova vita nella sua grande casa. Nonostante la povertà, aprirono un ospedale a Tarrega. La congregazione crebbe rapidamente e le suore si diffusero in tutta la Catalogna. Durante la guerra carlista si presero cura dei feriti e dei malati, indipendentemente dalla fazione. Alcune di loro dovettero fuggire in Francia, ma tornarono in Spagna nell'autunno. Gioacchina e le sue compagne fecero la professione perpetua, consolidando la loro fede e dedizione. Negli ultimi anni della sua vita, Gioacchina fu colpita da una paralisi che la portò lentamente alla morte. Nonostante il dolore, continuò a guidare le sue suore con saggezza. Affidò la guida della comunità a un sacerdote e poi a un monaco benedettino. Soffrì per 4 lunghi anni, ma il suo spirito rimase indomito. Gioacchina morì di colera, ma il suo lascito di amore e compassione continuò a vivere. Innumerevoli conventi, scuole e ospedali sorsero in tutta la Catalogna, testimoniando la sua opera instancabile. Fu beatificata e poi canonizzata, diventando un simbolo eterno di fede e dedizione. Così, la storia di Gioacchina, una donna che trovò la sua strada tra le avversità, ispira ancora oggi con la sua luce di speranza e amore infinito.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.